Casa di Anna è una fattoria sociale, sita alle porte di Mestre, che si prefigge di offrire un'opportunità di lavoro a persone in disagio. Con questo comprendiamo disabili, persone che hanno problemi di giustizia, minori e anche anziani affetti da demenze senili. Ecco, il nostro progetto si prefigge di offrire al mercato il nostro prodotto, quindi si lavora per fare qualcosa che viene trasferito al mercato e offrire anche la possibilità di un'inclusione in cui la persona viene nuovamente valorizzata. Non è giusto che una persona disabile debba vivere la sua vita a casa, deve venire qui, lavora e offre quel poco o quel tanto che sa fare. Con AIS abbiamo condiviso questo progetto ed è nato AIS Adotta una vigna con AIS Veneto, una vigna particolare, una vigna basata su vitigni pivi, quindi vitigni resistenti, particolari, con una forma di inerbimento che permette al sottosuolo di vivere e di irrorarsi, di essere sempre vivo, vissuto dalla biodiversità del sottosuolo e poi soprattutto produrre un vino biologico che sia offribile, che si possa degustare qui nel nostro agriturismo. Abbiamo scelto in particolare il Muscaris, che è un vitigno molto duttile perché ci permetterà di fare uno spumante dolce, un moscato secco, una vendemmia tardiva e poi anche un passito. Quindi tutto questo per poter offrire un'opportunità a persone che questa opportunità altrimenti non avrebbero mai. Con AIS poi il rapporto è estremamente interessante. Io sono un associato di questa, vorrei dire, particolare e meritoria associazione, perché attraverso la sperimentazione in vigna ogni allievo, ogni sommelier potrà sperimentare fisicamente cosa significa produrre un buon vino. E buon vino faremo a Casa di Anna. Adotta una vigna, un progetto fortemente voluto dall'Associazione Italiana Sommelier Veneto e la fattoria sociale Casa di Anna. Ci troviamo a Zerarino, abbiamo appena piantumato qualche barbatella di quella vigna che ci potrà dare un Muscaris, quindi un vitigno pivi di cui potremmo godere fra 2 o 3 anni. È un progetto che andrà esteso a tutti i soci dell'Associazione Italiana Sommelier, non soltanto del Veneto ma di tutta l'Italia. L'impegno è di 100 euro l'anno. Nei primi 2-3 anni in cui la vigna non è produttiva si potrà godere di un invito a qualche evento, a qualche manifestazione in cui si potrà giocare con abbinamenti, un fattore ovviamente di carattere enogastronomico. Dal terzo anno in poi l'impegno che ognuno potrà dare attraverso questo contributo andrà compensato da 3 magnum di Muscaris, quindi lo stesso vino da cui si andrà a produrre l'uva che già oggi vede l'inaugurazione attraverso questa prima piantumazione.